Una settimana fa la Slavina incontrò da Schivia Gallio, che aveva costretto all'evacuazione di 2 famiglie minacciate da un blocco di neve con un fronte di quasi 100 metri e uno spessore di 120 centimetri. Nei giorni scorsi era stato tentato il distacco controllato, reso impossibile a causa del compattamento del manto nevoso per via delle basse temperature. La situazione oggi è sotto controllo, come ci riferisce il sindaco di Gallio, Emanuele Munari. Sindaco, a una settimana dalla Slavina, qual è la situazione? La situazione si sta via via evolvendo nel migliore dei modi, almeno così mi auguro, anche se sto ancora aspettando un riscontro da parte dell'ARPAV, che è l'ente sovrano per appunto delimitare e dichiarare la fine del pericolo di questa valanga che oggi penso sia a rischio 3. Intanto martedì scadrà l'ordinanza di sgombero. Avremo il tempo per decidere, spero insieme con il consulto di ARPAV, se confermare l'ordinanza di evacuazione oppure se far ritornare i nostri concittadini nelle loro case. Nel frattempo, comune e famiglie evacuate sono sempre rimaste in contatto. Ci sentiamo quotidianamente, grazie a Dio siamo riusciti ad alloggiare tra i migliori alberghi che abbiamo in altopiano qui a Gaglio, l'Hotel Garten, e quindi sono veramente in un posto molto bello, confortevole, quindi da un lato sono anche felici e contenti, dall'altro ovviamente non vedono l'ora di rientrare nelle loro case, perché ovviamente lì è il loro habitat. Una panoramica generale sulla sicurezza qui sull'altopiano, com'è la situazione? A livello altopianese direi che siamo tranquillamente in sicurezza, fatto eccezione appunto per questa Slavina. Per tutto il resto non si sono verificati particolari pericoli sia nella zona alta sia nella zona limitrofa ai centri abitati, quindi di questo siamo anche orgogliosi.